Ospite di qdpnews.it Alan Friedman, noto anchorman televisivo, giornalista ed economista. Alan Friedman, benvenuto nella terra del Prosecco. Grazie, sono molto contento di essere qui, è veramente una parte d'Italia che non conoscevo e sono felice di vedere la terra ma anche la gente simpatica. Qui abbiamo la sua ultima fatica, My Way, un libro dedicato a Silvio Berlusconi. Come ha trovato il Cavaliere? Come l'ho trovato ai suoi alti e bassi, no, non era la domanda come l'ho trovato. Come ho convinto lui all'inizio a fare questo libro, con un po' di fatica. Berlusconi non voleva raccontare la sua vita a nessuno, mi ha detto che Bruno Vespa l'ha chiesto e ha sempre rifiutato, ma credo che per il fatto che avevo rivelato nel mio ultimo libro, Ammazziamo il Gattopardo, la storia di Mario Monti e come Giorgio Napolitano aveva pianificato di sostituire Berlusconi, sono risultato simpatico a Berlusconi e quindi lui ha accettato la sfida e ha firmato la liberatoria e in 18 mesi sono andato molte volte ad Arcore e anche a Villa Certosa in Sardegna e Palazzo Grazioli, spesso ogni sabato mattina e poi si rimaneva fino a tardi, ma ho fatto un pezzo della vita con Berlusconi in momenti clou, quando rinunciava al patto del Nazareno con Renzi oppure quando era assolto sul caso Ruby, momenti interessanti in cui quando ha incontrato Rupert Murdoch per discutere il futuro di Mediaset. Quindi era interessante vivere questi mesi con lui e poi scrivere quello che pensavo io, usando le sue parole, che ho registrato in video anche, però decidendo io come descrivere la sua vita. Ecco, questo è molto importante perché i nemici del Cavaliere l'accusano un po' di essere stato accondiscendente nei confronti di Berlusconi. Io ho spiegato a Silvio Berlusconi come spiegherò a tutti che ci seguono su QDP News. QDP News. qdpnews.it, notizie online del quartiere del Piave e Vallata del Soligo, giusto? Perfetto. Ok, allora io spiegherò a tutti gli amici che non sono Marco Travaglio, quindi non ho bisogno di fare carriere attaccando Berlusconi, ma non sono mica Emilio Fede e quindi non faccio, o Bruno Vespa, quindi non faccio le interviste in ginocchio. Io parlo chiaro, sono imparziale, in questo libro troverai, per chi è un fan di Berlusconi, tutta la sua grandezza, l'innovazione nella TV, nel mercato immobiliare, come ha fatto i suoi soldi, come si rende empatico, e per chi lo odia troverai la storia di Vittorio Mangano, la mafia, Ruby, Bunga Bunga, cioè è un libro che non è a favore o contro. È un libro che racconta il vero Silvio e secondo me viene fuori un ritratto intimo di un uomo che ha plasmato e riplasmato la vostra società, la vostra cultura, nel bene e nel male. Una volta ho detto a Silvio Berlusconi, guarda, lei ha avuto un affetto nel bene e nel male. E lui mi ha detto, ma che male, non ho mai fatto niente di male, solo bene. Lui ovviamente vede se stesso con grande considerazione, io un po' meno. Sappiamo che sta preparando anche una fiction, sta lavorando su una fiction a Berlusconi. Ci può raccontare qualche aneddoto, qualcosa che ha potuto non scrivere nel suo libro di Berlusconi? Guarda, essendo Alan Friedman, io metto tutto nel libro, quindi chi vuole leggere il libro non troverai che per cortesia a Berlusconi non ho scritto qualcosa, troverà tutto, anche qualche parola pesante su Sarkozy o su Merkel che forse non gradisce di aver detto. Beh, non resta da questo punto che leggere il libro. Un'ultima cosa volevo chiederle. Lei ha intervistato anche l'attuale premier Matteo Renzi. Ci sono delle similitudini tra i due personaggi? No, l'unica similitudine, so che ci sono alcuni ex craxiani che hanno diretto il Foglio a Milano che vogliono fare una provocazione di un royal baby, ma no, Renzi non è il figlio di Silvio Berlusconi. Renzi è possibile perché l'Italia oggi è più berlusconiano di come era quando lui era al potere, cioè gli italiani sono disposti ad avere un leader forte, in Renzi ce l'hanno, sono stufi di non avere le riforme,
Renzi sta facendo le riforme e la rivoluzione liberale che Silvio Berlusconi ha proposto nel 94, l'eliminazione di articolo 18, un po' di attacco a questa burocrazia, a questa pubblica amministrazione, un po' di riforme, non abbastanza secondo me, ma sicuramente tanto, ma chiunque fosse il primo ministro in Italia avrebbe il dovere di fare queste riforme, perché se l'Italia non fa queste riforme, compreso purtroppo alcuni sulle pensioni, interventi ancora non del tutto piacevoli sulle pensioni, senza queste riforme l'Italia non ce la fa a crescere in futuro.